Vieni un attimo, prima proviamo a metterlo, dai. Scusa, però tanto tra un po'... non gli diamo niente così aspettano noi per iniziare. Io non è che mi intendo molto, ecco, è lui. Assassino è lui. Lui è Mario. Assassino è lui. Se non l'ha scritto cosa poteva fare? Sopra lo abbiamo me lo devi allungare. No, Stefano. Dai, è bello fare tutte le cose. Bicchierello. Scusate. T'hanno truccato, cioè, abbi pazienza. Senti i baffi, se Leo, guarda un po' perché... Bene. No, che Allunga un pochettino. Allungami un pochino qua, spioventi qua sotto. come? Qua. Ho poco, ma proprio 3 mm. Sì, no, Deve essere chiusa qui. Sono già vide. così? Sì, però riparti pure da qui, fai i puntini. Ricordi un po' la mia? Io non mi scordo mai. Io volevo mettere adesso. Guardate che quadro mi danno. È vero, Concerta ieri. con la giusta cornice del pubblico ed è la premiazione del nuovo concorso fotografico. Allora, sono 2 mesi circa, no, che si aggirano ombre sospette con una macchina fotografica pronte a cogliere situazioni imbarazzanti e finalmente, diciamo, siamo arrivati al momento. Non è che abbiamo premi da offrire, anche perché lo spirito non era questo, non era un concorso competitivo,
L'idea del concorso nasceva sia come uno strumento per scegliere le fotografie per il calendario del 1990, sapete tutti del calendario del centro, tutti a casa, spero, del calendario del centro. Serviva a scegliere le fotografie del prossimo calendario e poi anche, diciamo, come un modo per aiutarci l'un l'altro a riflettere su quello che è il centro in una maniera forse un po' diversa dalla solita catechesi, dal solito discorso. Allora, la giuria ha scelto come, diciamo, i criteri erano tre, cioè sono state selezionate la fotografia tecnicamente migliore, la fotografia maggiormente secondo lo spirito del centro, perché incarnasse meglio lo spirito del centro, e la fotografia, diciamo, più brillante. Poi sono state scelte altre tre fotografie che insieme con queste prime tre faranno le 6 foto del calendario 1990. Allora adesso io chiamo gli autori delle fotografie e vi inviterei naturalmente a un applauso, visto che non abbiamo premi da presentare. Allora, la foto tecnicamente migliore è la foto di Andrea Pietrini intitolata Io e il volontariato. Andrea, la foto invece più del centro è la foto di Emanuele Lancia che si intitola Per fare un cerchio ci vuole il centro. La foto